e quindi ho scelto di reagire, di dare un senso a quel dolore che rischiava di distruggermi. Era l'11 novembre 2023, la sera della scomparsa e poi, si è scoperto solo in seguito, della morte di Giulia Cecchettin. 2 anni, un anniversario che il padre Gino commemora alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio a Roma. L'introduzione, prima del dibattito, è scandito dalle sue parole. Non sono qui per chiedere più punizioni o leggi più dure. La giustizia serve, ma arriva sempre dopo. Io sono qui per parlare di ciò che può arrivare prima, la prevenzione e quindi l'educazione. Il ricordo di Giulia, che sottolinea Gino Cecchettin, prende vita nell'associazione contro la violenza di genere nato l'anno scorso, ad 1 anno dalla sua uccisione, ed entra nelle parole del padre di Giulia l'importanza dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Una scuola che non parla di affettività, di rispetto, di parità, è una scuola che lascia soli i ragazzi di fronte a un mondo che grida messaggi distorti. Vi assicuro che l'educazione affettiva non è un pericolo, è una protezione. Non toglie nulla a nessuno, ma aggiunge qualcosa a tutti. Per Giulia e per tutte le Giulia che verranno, vi chiedo di fare una scelta coraggiosa, di credere nell'educazione come prima forma di giustizia, come la vera forma di prevenzione. In aula è Gino a ricordare 2 femminicidi, quello di Giulia Strapazzolo e Barbara Belotti, particolarmente efferati, e ribadisce la necessità di agire in prevenzione. 2 occasioni dove forse potevamo fare di più, perché in un caso c'era stata una denuncia e nell'altro c'è stato un malfunzionamento o addirittura il braccialetto elettronico è stato disattivato. Oggi la violenza di genere viene spesso raccontata come un'emergenza, ma non lo è. È un fenomeno strutturale, radicato nella nostra cultura, nei linguaggi, nei modelli di relazione, negli stereotipi che continuiamo a tramandare. Da qui l'impegno della Fondazione Giulia Cecchettin, occasione dunque quella in aula anche per denunciare l'insufficienza dei centri antiviolenza in Italia. Il mio impegno è quello della Fondazione, nasce da qui, dal desiderio di evitare che altri genitori debbano vivere ciò che ho vissuto io, ma anche nella speranza che un giorno non servano più le fondazioni intitolate a ragazze uccise, perché avremo imparato a riconoscere il valore sacro della libertà di ciascuno, il valore sacro della vita.